Voglia di autonomia, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna verso lo stesso obiettivo. Le regioni leghiste, Zaia e Maroni puntano al referendum del prossimo 22 ottobre. La giunta del governatore PD Stefano Bonaccini ieri a Vicenza percorre invece una strada diversa. Abbiamo puntualmente indicato le competenze per le quali chiediamo maggiore autonomia al governo attraverso ciò che prevede la Costituzione italiana, attivando il comma 3 dell'articolo 116 e conseguenti e facendo un percorso per il quale io mi auguro il governo vorrà ascoltare, perché poi in ultima istanza, quando non lo dice nessuno, ma servirà una legge approvata dal Parlamento, da questo Parlamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Percorsi diversi, stesso punto di partenza. Siamo convinti, questo mi accomuna a Zaia e a Maroni, che si possa ottenere premialità se si è una regione virtuosa coi conti in ordine e dimostrare, questo bisogna dimostrarlo da parte di ognuno di noi, di avere oltre che i conti in ordine virtuosità dal punto di vista dei servizi e dell'offerta, della qualità di quello che si offre ai propri cittadini.